io sono Michele Emanuele Mastrolonardo e sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Trigiano. Siamo qui per la nostra consueta Agorà perché noi non ce ne perdiamo una, perché noi la campagna elettorale la facciamo in piazza, nelle sedi apposite per parlare con i cittadini, non la facciamo nei nostri comitati elettorali dove andiamo a offrire cose più o meno chiare, buoni benzina, 50 euro. Adesso è il periodo dei rappresentanti di lista, quindi state attenti perché tra un po' vi recluteranno tutti, amici, parenti, cognati, tutti quanti a contare i voti per le coalizioni. Una campagna elettorale bellissima, i nostri avversari non li vediamo più in giro dopo i confronti pubblici, hanno annullato il confronto pubblico in piazza del 2 giugno, sarei stato molto felice di poter esprimere, potervi comunicare il nostro programma, le nostre proposte a tutta la cittadinanza, confrontarle con quelle degli altri candidati, ma purtroppo hanno annullato l'incontro. Purtroppo ogni volta che parlo di taglio degli stipendi, ogni volta che parlo di restituirvi quello che vi hanno tolto in questi 20 anni, ogni volta che parlo di tagli ai super stipendi di dirigenti, ogni volta che parlo di tagli allo stipendio di sindaco, assessore e vice sindaco, non riceviamo mai risposta. Mai. Siamo qui in maniera molto entusiasta per presentarvi una delle nostre proposte più grandi della campagna elettorale. Una cosa che probabilmente faremo soltanto noi al netto di queste percentuali. Siamo orgogliosi di presentarvi il nostro impegno etico. Che cos'è il nostro impegno etico? Questo impegno etico è un modulo sul quale c'è scritto che i sottoscritti candidati sindaci, rappresentanti delle rispettive liste o coalizioni, in caso di elezione si impegnano a rinunciare al 50% delle indennità nette per il sindaco e 30% delle indennità nette previste per vice sindaco e assessori, al fine di destinare le somme per la costituzione di un fondo per le scuole e per le politiche di welfare, per il sociale, per chi è rimasto indietro, per chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Altro punto, adeguare il gettone di presenza dei consiglieri comunali alla normativa vigente. Punto numero 3, erogare il gettone di presenza ai consiglieri comunali solo se presenti all'85% della durata totale del consiglio comunale. Questo è il nostro impegno etico firmato da me in quanto rappresentante del Movimento 5 Stelle, che taglia il mio stipendio del 50% e impegna la mia giunta, i miei assessori e il mio vice sindaco a tagliare il 30%, e questi soldi andranno in un fondo per le scuole che non hanno più e non hanno neanche la carta igienica, neanche il sapone, e che quando è necessario tinteggiare i muri devono essere messi in mezzo i genitori addirittura, perché non ci sono soldi per rendere adeguati gli ambienti scolastici per questi bambini. Questo, invito la telecamera, è un impegno già firmato dal sottoscritto e invito gli altri candidati, Claudio Campobasso, Antonio Donatelli, Adolfo Schiraldi, gli girerò questo modulo via mail affinché possano firmarlo e ridare e restituire ai trigianesi il 50% dello stipendio di sindaco, come farà il Movimento 5 Stelle. Come farà il Movimento 5 Stelle, perché siamo solo noi che vi restituiamo i soldi dei nostri stipendi. 30 anni vi hanno governato,
non avete visto un euro che vi è ritornato, anzi tutti i soldi che pagate in tasse non vi ritornano neanche in servizi basilari, quali il decoro urbano. Paghiamo una tassa sui rifiuti che è una delle più alte d'Europa, per avere discariche ovunque. Paghiamo un sacco di tasse e diciamo sempre le stesse cose. Ma cosa cambia a Trigiano negli ultimi 30 anni? Non cambia nulla! Non è cambiato nulla negli ultimi 30 anni a Trigiano. Eppure ci sono persone in consiglio comunale dal 1994! 1994! Chi li vota? Ma chi li vota? Siete voi cittadini. E io vi prego di avere coraggio questa volta, perché se prima dovevate scegliere tra il meno peggio, ora avete l'opportunità di scegliere. Ora avete l'opportunità di scegliere gente che ha le mani libere, che è incensurata, che ha come casellario giudiziale la dicitura vuoto. Perché non siamo stati mai in politica, non ci siamo mai sporcati le mani di farina, non abbiamo accuse, non abbiamo padroni, non abbiamo capi, siamo liberi di operare, liberi di restituirvi i servizi che meritate, che merita questa città e che vi hanno tolto. E questa non è retorica, perché io non sono politico. Non ho fatto corsi per rullare al microfono. Questa è rabbia, perché io sono trigianese, io qua ci sono nato e non so se potranno nascere altri trigianesi qui, visto quello che stanno facendo all'ospedale. Neanche più trigianesi avremo tra un po'. Ci hanno chiuso il pronto soccorso, che è diventato punto di primo intervento. Lo sapevate? Dite grazie ad Emiliano, dite grazie a Vendola, dite grazie a Fitto, che si sono mangiati la vostra sanità. E qualora, speriamo di no, non ve lo auguro, però abbiate bisogno di un intervento medico, sperate di avere un posto letto al di Venere pronto, perché altrimenti il punto più vicino sarà a 100 km di distanza, e in patologie come l'infarto e l'ictus, dove si deve intervenire in 10 minuti, questo vi costerà la vita e non ve ne rendete conto. E andiamo a votare sempre gli stessi, andiamo a votare Emiliano perché è simpatico. Adesso, signori, torniamo nell'ambito comunale, torniamo al nulla che vi hanno offerto in questi 30 anni. Avete l'opportunità, ci avete davanti. Il Movimento 5 Stelle è fatto da cittadini e per i cittadini. Non siamo politici, siamo cittadini prestati alla politica. Siamo qui per fare i vostri interessi, i nostri di cittadini. Restituiamo gli stipendi, aiutiamo le scuole, vogliamo aiutare il sociale, abbiamo un programma pieno di proposte di buonsenso. Tantissime belle proposte. E voi cosa farete il 5 giugno? Voterete sempre gli stessi. Andrete lì a dare la fiducia a quelli che non vi hanno dato nulla per questi 30 anni, che però nell'ultimo mese vi trovano in mezzo alla villa e si offrono di pagarvi la bolletta, vi offrono il caffè, la birra, l'abbraccio e la stretta di mano, e dopo il 6 giugno si chiudono in quel palazzo a fare i fatti loro. Fanno i fatti loro, perché di noi non gliene frega nulla. Un'amministrazione che non è stata neanche capace di rifare le strade, neanche come ultimo sussulto dignitoso di amministrazione. Però sappiate che l'ultimo sussulto l'hanno dato perché gli stipendi ai dirigenti sono stati aumentati, il premio l'hanno avuto i dirigenti. Voi no, voi non avete avuto assolutamente niente. Anzi, voi quest'anno avrete un aumento del 10% della Tari, perché vi comunico che non abbiamo raggiunto la percentuale di raccolta differenziata del 65%, siamo scesi verso il 59% dal 62%, e quindi pagheremo il 10% di Tari in più. Tanti auguri. Questa è la politica che abbiamo per i rifiuti. Lo sapevate? Perché l'anno scorso si sono vantati di aver ridotto il costo della Tari.
per aver portato la differenziata sopra il 62%. Avete avuto una riduzione di 20 euro. Bene, adesso manco quella ci avrete più. Perché se non si comincia a ripensare una strategia rifiuti, se non si lavora per la strategia rifiuti zero, se non si riduce l'organico, se non si pensa a consumare meno plastica con le fontane d'acqua pubblica a 5 centesimi al litro per quella frizzante, 3 centesimi per quella naturale, con consumo di plastica ovviamente quasi dimezzato. Se non si comincia a progettare, a mettere nella testa l'idea della gente di utilizzare i detersivi alla spina, il latte crudo alla spina, senza andare a comprare dalle grandi distribuzioni latte, plastica e contenitori, che sono soltanto prezzo e pubblicità per voi. Questo è quello che vuole fare il Movimento 5 Stelle. Vuole aiutarvi, prendervi per mano verso i rifiuti zero, perché se arriviamo alla strategia rifiuti zero sarà meglio per tutti, meglio per l'ambiente e meglio per le vostre tasche, perché ridurremo la tassa dei rifiuti di 2/3. Anziché pagare 300 euro ne pagherete 100. Ed è possibile perché è successo in altre amministrazioni. È successo a Pomezia, amministrazione a 5 Stelle, è uno dei comuni più virtuosi d'Italia, un comune che appena entrato ha trovato un dissesto finanziario di 200 milioni e adesso ne ha recuperati quasi 16 in 2 anni. Signori, Movimento 5 Stelle è realtà, noi siamo realtà. Starà a voi darci fiducia il 5 giugno, starà a voi, alla vostra coscienza, alla vostra volontà di lasciare ai vostri nipoti e ai vostri figli un futuro migliore e di poter dire: io ho votato gente con le mani libere. Libere. A proposito di programma, giusto per farvi, oggi avete conosciuto me in questi giorni e oggi vi farò conoscere anche 2 ragazzi della mia lista, perché non ci sono soltanto io, ci sono dei ragazzi preparatissimi. Tra poco parleremo di assetto urbanistico, di urbanistica, con Alessandro, ve lo presenterò. Siamo tutti bravi ragazzi. Quindi vi saluterò dopo che hanno parlato gli altri ragazzi. State ad ascoltare quello che ha da dire Alessandro per quanto riguarda le proposte sull'urbanistica e ascoltate bene le idee del nostro programma partecipato che abbiamo costruito con voi. Quanto sono belle, dalle buche stradali fino alle illuminazioni a LED. Vi presento Alessandro Minicucci. Questo ragazzo non è soltanto un attivista del Movimento 5 Stelle, questo ragazzo è un laureato, sbaglio? Se l'è comprata! Se l'è comprata, dici? No, se vanno a vedere nelle carte non le trovano queste cose. Alessandro è laureato con 110 su 110. Alessandro è un ragazzo pulito e intelligente. Si è laureato in giurisprudenza magistrale, fra l'altro quasi avvocato, collaboratore del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle Puglia, collaboratore di Marco Galante, consigliere regionale Puglia. Non stiamo parlando di, insomma, bruscolini. Vi lascio ad Alessandro che vi illustrerà le proposte per quanto riguarda l'urbanistica. Grazie.